Per la seconda di ritorno di prima categoria Girone C, il Ponte X ospita il Via dell'Acciaio. I padroni di casa in maglia bianco-granata sono terzi in classifica e occupano attualmente la zona playoff, ma per mantenerla devono guardarsi dal Borgo Ratti, che è dietro di una sola lunghezza. L'ottimo piazzamento cela però un cattivo andamento fra le mura amiche, dove la squadra ha vinto solo 2 volte. Il Via dell'Acciaio, divisa azzurro-granata, staziona invece in settima posizione e curiosamente non ha mai pareggiato nei 16 incontri finora disputati. La prima emozione la regala il Ponte X all'11° minuto. De Fazio illumina Gatti, che si inserisce dalla destra e conclude di potenza, ma Bruzzone respinge e poi cattura la sfera. Al 14° risponde il Via dell'Acciaio. Rossi intercetta un passaggio maldestro di Pastorino e dialoga a 2 con Biagioli. La conclusione dello stesso Rossi è trattenuta da Bracci. È il preludio al gol che arriva un minuto più tardi. Fravega viene lanciato nello spazio solo davanti a Bracci, che esce e lo anticipa, ma la respinta capita nei piedi di Serra, che a porta sguarnita non sbaglia. Via dell'Acciaio in vantaggio con il gol numero 8 di Davide Serra. Il Ponte X non si disunisce e ha una grande occasione dalla bandierina. De Fazio pennella in mezzo all'area dove Ghiglino viene lasciato libero di colpire, ma la sfera sorvola la traversa. Al 34° break del Via dell'Acciaio, Rossi al limite dell'area apparecchia per Fravega, che non crea affanno all'estremo difensore, tentativo troppo debole. Un primo tempo vivace giocato a viso aperto da entrambe le squadre termina così sull'1-0 in favore del Via dell'Acciaio. Nella ripresa inizia il forcing del Ponte X alla ricerca del pari e la sintesi di Enrico Figus ci porta al minuto 67, quando la bordata di De Fazio dalla grande distanza termina appena alta. Al 71° prima di una punizione per il Ponte X, colpi proibiti in area di rigore. A farne le spese sono Bernardeschi e Perego, che ricevono il rosso e lasciano entrambe le squadre in 10. Il Ponte X ha una grande occasione per pareggiare quando Lipardi allarga per il nuovo entrato Pietro Cipollina, che ha tutto lo specchio libero ma spreca a lato. La dura legge del gol si conferma allora più spietata che mai. Clamoroso errore di Bracci, che rinvia nei piedi di Serra. L'attaccante lo lascia sul posto e sigla 2-0. Doppietta per Serra, arrivato a quota 9 centri stagionali. A nulla valgono gli sforzi del Ponte X, contenuto molto bene dalla difesa ospite, e all'89° c'è spazio anche per il tris in contropiede. Pastorino riceve a sinistra, ma ciò entra in scivolata, ma il rimpallo lo sfavorisce e spiazza completamente Bracci. Sfortunato il Ponte X, che certo non meritava un passivo così pesante, ma deve rammaricarsi per le tante occasioni sprecate. Al termine di una partita equilibrata, malgrado un punteggio e ricca di emozioni, alla fine la spunta al Via dell'Acciaio per la maggior concretezza sotto porta.